Siamo una generazione di artigiani del legno e lavoriamo con mio padre, io e mio padre, che si è staccato poi dai fratelli, lavoriamo dagli anni 60. Mio padre lavora principalmente il legno ad intarsio, dove si vede qua l'intarsio del ginepro e di altri legni pregiati della nostra isola, tra i quali l'ulivo e alcuni tipi di noce. In questo mobile abbiamo la rappresentazione delle pavoncelle con continuità dello stile sardo, e poi nelle sedie, la cui sedia rappresenta di nuovo l'intarsio con la spalliera in ginepro, i fondi arricchiti con colori diversi per dare un'originalità anche al manufatto, e con la coroncina che riprende i colori del fondo. Poi abbiamo queste sedie qua che sono progettate dall'architetto Virdis, la cui sedia abbiamo personalizzato con le nostre idee in aggiunta, sempre col ginepro. Abbiamo ripreso l'impagliatura della sedia qua, sempre la coroncina, e poi riprende i tagli sotto del fondo, del colore del fondo. Sono sedie molto leggere e l'abbiamo chiamata signorina. Questa è la sorella della signorina, con un'altra proposta con un colore diverso, sempre con la spalliera con la pelle ricavata, intrecciata nel foro che si presta bene del ginepro, e la solita coroncina, sempre dall'architetto Virdis. Qui si vede un po' il tipo di lavorazione che facciamo negli inserti di ginepro. Questo è un manufatto per far vedere i lavori che facciamo, che poi questi sono i dadetti che ripigliamo nell'intarsio dei mobili. E va bene, questo è il solito artigianato sardo che non ha mai tramontato e si continuerà a fare sempre. La cassapanca e la sedia con influenze spagnole. Poi questa è un attaccapanni, qui ci sono i pomoli per attaccare le borsette, le chiavi, e lì ripiglia la pavoncella delle cassapanche. Quindi c'è un richiamo, anche se non sembra, cioè diciamo che non sembra sardo, ripiglia la pavoncella delle cassapanche. E questo è un progetto dell'architetto sempre Virdis.